Vaffanculo! Ma perché sarebbe è una... Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Midnight Calcio 8! Quest'oggi partita al vertice. Squadre importantissime che si prestano quest'oggi, ovvero Midnight Sparta Prega. E Prima contro seconda. e quest'oggi siamo in collegamento con Andrea Novak E Gianluca Formaggio, ragazzi, buonasera a tutti. e oggi possiamo notare i nostri ragazzi in tenuta nera contro la tenuta azzurrina cristallina dello Sparta Prega. Intanto ricordiamo che il Midnight arriva da una sconfitta che ha fatto male al morale, però ragazzi è anche giusto così, quelli da delante sono stati bravi. Sono stati bravi, poi noi così ci fa stare anche con i piedi per terra e ci fa lavorare sicuramente al meglio. Intanto Anche se ci stava bene andare avanti con le vittorie, no? assolutamente Eravamo arrivati all'8ª vittoria di fila, ci stava andare avanti, ce la siamo anche un po' chiamata in realtà. un po' Attenzione qua, Ricky Bet! Mamma. Ruvido! rugbyistico. Non hai neanche dato fallo comunque. Vabbè, a parte che da quello che ho capito l'arbitro in questa partita non è che abbia fischiato proprio il top. Però vabbè dai, lasciamo stare. Adesso vedremo comunque come andranno le cose. Io tra l'altro non ho presenziato in questa partita, mentre Gian ha avuto l'onore di... Io ho avuto l'onore, sì. E anche da vice capitano poi, Anche da vice... E Sì. Trice chi era? E il trice, se non sbaglio, Pietro Chinellato. Pietro Chinellato, sì, perché Tiozza non c'era. O forse sì, ma era in panca e Pietro invece. Mi sembra che era il trice. Quindi è la prima partita da Trice di Pietro? No, ne ha già fatta un'altra, sì. Attenzione, Cisiola! È ammazzato su. Treno Cisiola partito dal binario 7. Attenzione. Travaglio, intanto. Posso dire che quella mattonella era la mia. Si Sì, può no, dire. quella era la tua. Ma infatti è solo perché non c'è. Attenzione, è partito. Occhio, Ricky Bet. Toglie le castagne dal fuoco. Così. Va bene comunque. Pulito. Guarda, intanto ripartiamo. Cisi di testa. Contrasti contro contrasti. Giannicolo. Volevo l'1-2 qua. Volevo l'1-2 con Nike che ho sbagliato la misura del passaggio. Vi siete allenati tutto Sì, il sì. ritiro in Croazia. Attenzione, Cime! Mamma mia. Qua gran parata del portiere. Sì. Ma il loro portiere dovrebbe aver fatto No, bene, il loro no? portiere è Luca Frasson. Luca Frasson, che noi segniamo tutti i nomi per mandare via il nostro portiere. No, lui veramente rischia di rubare il posto al nostro Cantio Guerriero Rottà. Attenzione qua, 1-2, Cici, partito. Fermato no. anche. Il treno rimane in stazione per il momento. Comunque Luca Frasson, il portiere dello di Sparta Prega, tanto bravo. Bravo, veramente. Solo il nostro fa da cagare. Intanto calcio d'angolo, vediamo Cisi. Sì, voglio parata, dire. ma parata X. X, alla Manuel, no, possiamo dire Manuel. Possiamo dire Emanuele, sì. Neuer. Neuer. Tanto Gianni mette in mezzo e la lasciano sfilare. Comunque noi intendavamo il portiere, sì, non Lollo che ha giocato oggi, ma intendavamo Guerriero Rottame, ovviamente. esatto. Lollo è un signor portiere, assolutamente. Più che altro oggi, cioè in questa partita Gabriele Cantio probabilmente da fare due panini al Mac, quindi non poteva presenziare. Due crispy McBacon, qualsiasi cosa, non ha presenziato. È una partita importante poi come questa. Cioè, capito? Questo è il calibro del nostro portiere. Vabbè, torniamo alla partita. Attenzione Gime. Mamma mia, ma come sei girato Gime? Gira da chine. E la metti in mezzo. Dentro. Comunque, Attenzione, Cerbio, tira per piacere Cerbio. No, la metti in mezzo, sponda, tiro, 1-0 Chi ha fatto gol? Ma Nike! che sponda del Gime, che sponda del nostro 15. Attaccante, in realtà un difensore centrale. Tanta roba. Posso dire che Jim mi ricorda Niklas Füllkrug. Sì, tanta roba. Bisognerebbe levargli un dente. Eh sì, vedo che mi hai proprio capito. No, ma è lui.
È lui. Intanto comunque 1-0 per il Meritato, Midnight. meritato. Per il momento i Meritato. ragazzi stanno giocando molto bene. Attenzione qua, prendiamo qua. Fallaccio. No, giusto. Vabbè, là, giusto, piuttosto di rischiare ci sta. Tanto punizione. Fuori. Comunque probabilmente i ragazzi stanno giocando meglio perché Novak non c'è in campo. No, non è vero, non è vero. Non è vero. Attenzione qua, Andiamo Gianni. qua Gianni. L'ho smorzata troppo. Ha chiuso un po' ha stretto un po' troppo sto tiro. Sto scarsone. No, madonna. Qua se la prendeva bene Kine. Mamma mia, bella, bella, bella. Comunque vedo una partita equilibrata. Sì. Attenzione, attenzione Nike! Nike, Nike, uno contro uno! Nike, Uno ok, contro Nike. uno! No! No! Non ci credo. Che parata però, Sì. bravo. Comunque ho avuto anche culo e anche il fiuto dell'avvoltoio Nike. Avvoltoio Nike. Sì, Avvoltoio Nike. Attenzione, Cisiola! C'è partito, Scivolata. Questo è giallo. È andato là di dietro che va in scivolata. Vediamo qua, tiro. Ribattuto. Attenzione. Attenzione. Sì, Lollo, bravo Lollo. Che la palla rimane in campo. E rimane in campo. Attenzione Secondo quale Kine. fisica? Attenzione Kine. Se Kine, l'allunga. allunga. Va sul fondo. Fallo. Non si sa fischiato? perché. Non si sa per cosa. Cosa ha fischiato qua? Non lo so. Però vabbè, accettiamo. che Bravo Kine, telo lì, Kine. Sì, Kine ancora. Comunque in ogni azione Kine c'è. C'è sempre Kine, C'è sempre. Kine è sempre, è ovunque. Intanto il nostro coach in tenuta invernale che domanda a dire: che cos'è questo? Che cos'è? Questo era fallo un po', no? Secondo me era Un fallo. pochetto. È partito il treno Cisiola. E invece no. Ancora i box. I box. Tanto Kine. Palla sopra. Calcio d'angolo? Sì, Calcio d'angolo? Calcio Guadagnato, d'angolo. Dai. Questo può fare la differenza. Dai, sì, sposta il calcio. Mamma. Però almeno non l'ha buttata alta. Vabbè. Occhio. Beh. Sta cambiando il vento. Attenzione Kine, supera uno, calcione al secondo 5 contrasti. e la metti in mezzo. E un altro calcio d'angolo per noi, E comunque c'è sempre Kine in mezzo. Qua bella uscita. Qua bellissima uscita. E ripartenza anche. Vediamo qua. Il cap. Bravo, il press. bravo press. Un po' meno bravo qua Ricky. Qua mi sa che non ha preso bene il segnale Ricky. Non prendeva bene l'internet. Però posso dire, non si è fermato. Non si è fermato. È tornato indietro come un cane a recuperare posizione. Palla, attenzione qua Ricky. Sì, Ricky. Guarda Ricky, un mastino. Sì, Ricky, non mollare niente. Un mastino. Intanto Attenzione alla rovesciata. Lo fa pure per il calcio spettacolo. Calcio spettacolo, Per va. la tifoseria. R1 cerchio, no. Eh no. Sì. Bello, parata. bello, bella parata anche. Qua si poteva far meglio, forse poteva tenerla, però comunque gran parata. Sì. No, guarda qua. Ricky. Ricky Mamma Bad mia. in un fazzoletto e hai visto? Ma non so se hai visto come ha frapposto il No, corpo proprio- tra palla e avversario. Volevi dire frappè? Sì. Sì. Intanto lancio lungo di Gianni, perfetto. Mamma mia, ma come giocano sti ragazzi? Calcio champagne. Nike l'aveva stoppata anche bene, È stato bravo il difensore qui. Mamma mia. E c'è sempre Kine. Mamma mia, l'ha preso male. L'ha preso un po', Chiedo scusa subito. Forse si è reso conto anche sì. giallo. Mano dello stop, ha chiesto Ammonizione. scusa. Ammonizione, se non sbaglio. Sì, ammonizione. Intanto chiediamo un commento tecnico da parte di Luca Marelli da Buenos Aires. A făcut bine până la urmă acolo. Știi cine îmi părea? Îmi părea Riccardo Montolivo de la Milan, non so da che știi. Perfetto ragazzi, ora ascoltiamo le parole del mister. Quando ci si viene dentro e lo troviamo, andiamo anche in sovrapposizione dietro, siamo fluidi, l'abbiamo fatto un po', possiamo farlo di più, ok? Più libertà mentale, meno preoccupazione. Dai raga! Dai! Meno preoccupazione, ma sì, perché comunque è una partita al vertice della Questa classifica, è molto una partita importante, tesa. soprattutto tenendo conto che l'ultima l'avevamo persa. Attenzione, 1 contro 1! Tanto Nike per Kine. Tira! Mamma mia, smorzata il giusto l'avversario, Tanto ripartono, Sparta prega, Gianni fa da schermo, Kine su, Gime. Un po' di confusione in questo momento. Però occhio che c'è sempre Gianni, la prende sul largo. Era una bella palla questa di Nike. Questa sì, se ci fosse stato il taglio sul Sì, il primo taglio del primo palo, sì. ma perché Jimen è venuto a fare la sponda un po' 2 metri avanti. Mhm, Sì. È stato il calcio di rigore. Tanto palla dentro.
L'ha ceccata, per fortuna anche. Per perché fortuna. Il aveva brividino mi era salito. aveva parecchio spazio. Aia. Bravo Cisi. Aia. Bravo Kine. Sì, tagliela. Bello? Tira. No. Non è vero. Ci serve il gol del 2-0, ragazzi. Assolutamente. 1-2. Tanto Gianni qua Qua per ha fatto poter provare. tacco qua. Oppa. Tacco. Bello. Gime. Gime. Oppa. Che ball. Rigore! No. Rigore, dire! Rigore, È rigore? direttore! È rigore? No, ma è rigore! È rigore? Questa è mano netta. Non ce l'ha fischiato, è vero, non ce l'ha fischiato. Però era rigore nettissimo. Rigore Non è vero. nettissimo. Non è vero. Perché io ho chiesto qua informazioni. Lui mi ha detto che l'ha valutato che era troppo attaccato al pallone rispetto al tiro. Io ho chiesto subito. Boh, non so. Vabbè. Ormai è andata. Accettiamo così come è andata. Intanto vediamo Gianni. Dalla signora. Dalla signora. Dalla signora. Per non farla sentire sola. Noi non ci facciamo mancare niente comunque, sempre. Palloni in beneficenza. Sì, Gime. Mamma Sì, mia. Gime. Difensore centrale Perché? calcia meglio di me. Ma perché era in difesa adesso? Non importa il perché. Anche lui è un po' ovunque. Vedi che torna anche Gime. sì, Si è fatto superare però. Oh, allora da Attenzione. difensore lo bocciamo, da attaccante magari lo teniamo. È partito il treno ucciso. No. Invece no. Vediamo qua. Gianni, puoi Qua mi sa che ho ripartire? fatto una cazzata qua. Dai, pensavo peggio da come l'avevi. No, non so perché, ma mi ricordavo di Ho fatto qualcosa di sbagliato in questa partita. Peccato che non vediate. No! No! Non è vero. Non è vero. Ma che cosa è successo qua? No. Ma si è fatto male? No, non si è fatto male perché non si è fatto male. Però ha rischiato di farsi tanto male. Cazzo. No, qua veramente ha rischiato. Che sfiga però, non è vero. Attenzione, intanto vediamo che Davide prova già a riscaldarsi, un po' di riscaldamento. Ricordiamo che lui quando è in panca è il secondo portiere. Fisso. Ricordiamolo. Sempre. Poi vorrei far notare anche la posa con le mani dietro la schiena da vecchietto in cantiere. Ma stava, vedi, era... Era pronto, lui osserva. Sì, sempre pronto Davide. Intanto dai 56 metri. Ho provato, ma... Il portiere si è anche buttato, Luca si è anche buttato, però era tanto, fu andata fuori almeno di 1 metro. Intanto qua spaziamo. E loro controspazzano. Brutta partita. Comunque, Brutta partita tempo- tosta. secondo È tempo- partito il treno uccisione! No. Comunque secondo tempo loro più solidi, ho notato. Ho visto Anche un, noi- un ritmo in più da parte. Ma anche questa è mano! Non ho capito se è attaccata al corpo oppure. Però forse sì, anche questa, vediamo. Ma anche questa è mano, direttore! Gianni, siediti, è finita la partita. Comunque sì, anche questa era un po' manina. Ma perché poi si è ha allargato con il volume. braccio, ha fatto volume. Ha fatto volume ed era a cercare, quindi sì. Però ricordiamo che comunque anche l'arbitro ha un mestiere molto difficile. Sì, no, cioè, difficilissimo, niente da dire, assolutamente. ovvio che fa male quando sei nella lotta al vertice, però vabbè, anche i migliori sbagliano. Intanto Cisi qua spintona, Fallo, giusto. giusto? Anche Qua ci ha lui. visto bene. Che le mani se le tenga in tasca. Qua invece, guardiamo qua invece. Vediamo, Tunnel, fallo, oppa, tunnel. 1-2 e... Gianni si Merda. incazza. Fallo di reazione perché subisce il tunnel, Gianni. Può essere, però io volevo prendere palla. Volevo prendere palla e... Però è un po' un mix che devi prendere fallo in questo momento. Intanto vediamo, punizione. Gol. No. Stai sul palo. 2-1. Fa male. Poi è passata sotto la barriera. Non so dove sia passata, però grande. è passata sotto la barriera e fa male, sì. Siamo sotto e mancano 10 minuti, 9 minuti. Contando che il primo tempo comunque i ragazzi hanno giocato molto bene, è un peccato. Sì, Però il calcio è anche questo. però ci crediamo. Comunque anche noi abbiamo vinto partite così in cui appunto abbiamo giocato magari un po' peggio e poi siamo riusciti a vincerla. Quindi Sì. tanto Loro incominciano a spazzare. Adesso attenzione, Cisiola! Sì. Qua ha preso un mix tra palla, testa, corpo, tutto. No, beh, in realtà sembrava anche peggio. sì, sembrava anche peggio. È che Cisi è abituato a buttarsi, è un classico. Ormai lo fa almeno 30-40 volte a partita. Guardalo,
guardalo, che cazzo. Cecchinato l'uomo. Ma l'ha presa, l'ha presa. No, sì, l'ha sì, presa no, più sicuramente che altro. forte. Allora, l'impatto era forte perché gli è andato, cioè, sulla spalla, ma un po' più in avanti. Ti fa male tutta la cassa toracica. Intanto vediamo Kine. Mamma mia. Bravo qua il difensore. Ma guarda che ci hanno messo l'anima davanti alla porta, eh. Sì. Guarda qua. Anche qua a spazzare via. Mi ricorda un po' un Ale Deppi, brutto ma efficace. Sì, che oggi non c'è. Oggi no, ma mi pare di averlo visto in panchina. Non Sì, so in se- panca. Però non so se sia ancora al top per tornare in campo e ha avuto il problema alla spalla. Tanto Gianni, Mamma mia. Guarda drizza il piede, ragazzo mio. oggi a tiri un po' meno del solito. Sì, guarda, sempre peggio. Però di solito dopo si riprende, A una certa si riprende il signorino. Tanto vediamo, calcio d'angolo, schema, non va. Però comunque i ragazzi ci sono, fanno Altro vedere che vogliono schema, esserci. altro schema. Altro schema, Cisi. Cisi, 1 contro 1. Palla dentro. E andiamo! 2-2. Siamo ancora vivi, dai che Cisi si porta i 3 punti. Dai, raga, mancano 4 minuti. Ma da dove l'ha tirato fuori sto gol? È sotto le gambe è passata. Serenità, pam pam, gol. Sì. Gran gol. Questi sono proprio i gol che solo Cisi riesce a fare, non si sa come. Cioè, che poi sono dei gol anche relativamente normali che magari vedi in categorie tipo Serie A, Serie B, Serie C. Però, cazzo, da noi sembra il gol più difficile del mondo. Cioè, possiamo noi delle Sì, serie. hai ragione, no, ma... Ma cazzo è possibile? Cioè, sì che ha fatto il movimento alla Bertolazzi ai tempi del Genoa, non è che... Che stop. Tanto, guarda qua, Attenzione crocchetta. Cisi. Bravo Tiozza. Mamma mia, Tiaz, bellissimo sei. Vediamo, Facciamo un giro da dietro. Aia. Pericoloso, tutto solo, tira. Fuori. Però bel tiro, Questo pericolo. Che lancetto. Mamma mia, non è vero. Comunque Gian, allora, col tiro quest'oggi, però lanci. Porco due. Oh. Lanci bene. E guarda i tiri invece, opa. Per fortuna che comunque almeno il lancio in questa partita c'era, Sì, beh, perché altrimenti fiori veramente mettetemi fuori. Intanto il Tiaz. Attenzione Tiozza, 1 contro 1. Rientra. Fallo? Era un po'. No, ma questo è fallo. E che Spiro qua mi sono rotto le scatole, ho detto tutto o niente, prendo tutto qua. Sono io che entro in scivolata, anche qua, entro io in scivolata. Ma no, ma potevi fare vedere... non c'è replay della mia scivolata, un peccato. Ma hai giocato in difesa adesso? Ho giocato ovunque. Ho giocato ovunque. Dove la palla c'era, io c'ero. No. Occhio pericoloso alla fine. 1 contro 2. L'ho preso. Mamma mia, grazie Gianni. San Gianni. Manca Comunque poco. ancora loro, Manca poco e a noi un pareggio non fa schifo, infatti. Qua bisogna stringere i denti. Nike. Spazzata, occhio. Attenzione, bravo, Palla Cisi, dietro. torna. Esci C'era uno. Guarda, madonna, c'era l'altro sulla fascia libero. Esci. Stiamo rischiando. Sto avendo il penote adesso. Bravo Cergo di faccia, ci ha messo la faccia, ci ha messo tutto. Mamma mia. Che giocatore. Un altro lancio. Oh ma adesso veramente. La lanci, com'è possibile che la lanci? Fai 60 metri sventagliata, fai quei calci. Male. Incomprensibile. Questi siamo. Partita finita comunque. E l'MVP. A chi? Adesso lo scopriremo. Bravo Nike. Sei giocatore. Bravo Nike. Dopo Partita tutte le di partite che ha sacrificio. fatto ad alto livello, Sì, se lo meritava. Sì. No, ha fatto poi una partita di sacrificio immensa secondo me. E punto che li fa star lontani comunque loro. Almeno di 2 punti. Almeno. Esatto, questo 2-2 in realtà molto pesante e molto importante, che può fare la differenza alla fine dell'anno. Come direbbe un signor Massimiliano Allegri, punto dopo punto. Sì, mettetevi in tendi di ippica. Musetto davanti. Comunque ragazzi, vi ringraziamo ancora pure quest'oggi per il vostro teleseguimento. Un bacione da Novak Andrea. E Gianluca Formaggio. Amore per calcio, Semplicità.